È tutta argilla questa di Pavillone, tutta territorio argilloso. E serviva solo per fare i tegami, non per altro. Eccola qua. Con delle pietre, ecco le pietre qua. Però noi la mettiamo a bagno, una volta messa a bagno, dopo un paio di giorni abbiamo questa pastina. Che la pastina viene dopo setacciata con dei setacci. Questa è un'argilla proprio fine, però dobbiamo farla asciugare. Quindi noi abbiamo delle lastre di gesso, come vediamo, noi le mettiamo queste sopra. Ecco qua. E la lasciamo essiccare. Dopo essiccata diventa così. Il tegame, come abbiamo detto, quello tipico pavillonese, di Pavillone. Con l'argilla proprio estratta dei campi qui vicino al Pavillone. Al tatto è molto ruvida, ma di tutto facciamo i manici. I manici. Facciamo l'altro manico, che è un po' diverso. Adesso facciamo il tegame. No. Ecco, gli diamo la forma tipicamente come era un tempo. Ed è fatto. Adesso noi questo filo d'acciaio che serve per tagliarla appoggiamo sopra la tavola di legno e dobbiamo farla asciugare almeno un paio d'ore prima di attaccare il manico. Fate una piccola pressione, le dita si schiaccia un po' l'argilla, ecco qua, facciamo tutto il giro del manico perché deve attaccarsi bene, perché deve resistere anche al peso. Una volta che si riempie il tegame deve anche resistere a mantenere il peso. Ecco, leviamo un pochettino con la spugna, così togliamo un po' di impronte digitali e passiamo all'altro manico. L'altro manico troppo lungo, dovrebbe sistemare sempre un pochino d'acqua, deve essere un po' bagnato, lo pieghiamo e schiacciamo sempre con le dita, andiamo a schiacciare e lo pieghiamo così. Questo è ancora troppo grande, togliamo un pezzo e schiacciamo fin quando non è abbastanza liscio. Una sistematina. Spugna sempre per togliere un po' di impronte. Il tegame tipico pavillonese con l'argilla pavillonese estratta qui a pochi metri è fatto. Il tegame è pronto, quindi una volta messo il manico adesso viene fatto asciugare. Non so adesso quanto ci metterà, però noi pensiamo sui 4-5 giorni dove è pronta per la cottura. Quindi questo viene cotto a 940 gradi, dopo la cottura viene estratto dal forno con questa colorazione cotta. Poi, una volta fatto questa cottura, noi dobbiamo metterci il colore. Gli diamo lo smalto coprente per alimenti, color miele, e poi mettiamo al forno, mettiamo lo smalto dentro il tegame, poi facciamo roteare il tegame, coprire tutto la smaltatura. Facciamo colare bene dalle gocce
Dopo lo facciamo un po' asciugare, dopo asciutto questo color miele del tegame lo mettiamo dentro il forno in cottura. Il risultato del tegame